dall'organizzazione Pescatori Trapani Isole Egadi ci sono arrivate delle bellissime sarde. Allora abbiamo deciso di fare un piatto storico siciliano, le sarde a beccafico. Puliamo le sarde, vengono diriscate e aperte, ma questo potete farlo fare dal vostro pescatore di fiducia o dalla vostra pescheria di fiducia. Belle aperte, loro in 2 minuti lo fanno e sono pronte per la lavorazione. Quindi noi le abbiamo fatte anche prima, così da averle pronte. Allora, prepariamo il ripieno. Nino, cosa facciamo? Allora mettiamo un po' di olio d'oliva alla padella, aggiungiamo l'uva passa, dei pinoli, del pangrattato, ok. Questo è mollica possiamo spegnere. Mollica di pane di Tumminia. Mettiamo una grattugiatina di scorza di limone, profumiamo. Assicurate che il limone sia bio in modo da utilizzare con tranquillità la buccia. Allora, ci sono tante varianti del ripieno. Questa è la mia versione. E alcuni mettono anche succo d'arancia, aglio, c'è chi mette il caciocavallo. E allora, mettiamo, già giustamente queste qua le abbiamo preparate prima, le saliamo, le mettiamo un po' di pepe e poi semplicemente mettiamo un po' di ripieno all'interno. Le chiudiamo così, partendoci dalla parte alta e la coda la lasciamo fuori. Così viene il becco. Mettiamo qualche fogliolina di alloro, che magari andiamo a tagliare in 2 perché sono troppo lunghe. Delle fettine di limone, in modo tale che prendono un po' di odore anche quando cuoce. Alterniamo. Mettiamo un filo d'olio, sempre extravergine, per la cottura, e andiamo a usare la mollica che ci rimane. Non va buttata ovviamente, ma la mettiamo sopra perché ora la mettiamo a gratinare un attimo nel forno. Questa mollica andrà a dare croccantezza al piatto, perché quella all'interno, giustamente, anche se già l'abbiamo messo che è croccante, però con la cottura, con i liquidi del pesce si va a ammorbidire. Perciò questo qua dà croccantezza al piatto. Andiamo a infornare a forno statico, anche perché solitamente a casa abbiamo il forno statico, a 170 gradi, per proprio il tempo che si colorano un attimo. La sarda si cuoce molto, molto presto. Non facciamola troppo cotta perché sennò si asciuga troppo. Ci vediamo dopo la cottura. Ed ecco, appena sfornate,
le nostre sarde a beccafico. Perfetto. Vedete la cottura. Allora, passiamo all'impiattamento ora. Coloriamo con due colorine dell'oro. Profumiamo il piatto. Filo d'olio. Buon appetito.